frus, mandi a dolce de bande di Martina e vi migno sa che buracche. Io ho una grande passione per la mitologia furlane e anche mo di più di là ciri olmis di questi stories. E voi o so chi per cirili torchis e li loro olmis. Dai, venite con me. Ma frus, veso vedut, ho acchiattato un dalmine denandaur e un piettin a cassedino di une torche. Ma frus, guarda, sapeso, c'è che une torche. Beh, non potendo mandarlo al nostro amico Giovanni Savidarchian, che sa tutto, proprio tutto. Dai, clamillo. Giovanni! Mani frus, seu sesca. Di sicuro scovente. La me sapienza. Voi uscontarai de torche. Anzi, lis torquis e son destris, des feminis salvadis, cui pistuars che vivintes grotis. Ogni tant adan anche une man ai oms e a santignilis bestis e fa il formadi. Si conte che une torche e vedivut une fie con tona che i veve prometut di nocchiala mai pistuars. Ma lui, unedì, lo ha fatto. E la torce e gli stiampate via. Ma ogni sere di squindon e gli torne a petena la sobbiele fie. Benzo capì. E se alle scritto tal libri, alle di sicuro sparce che libri? Lo hai scritto io. Giovanni, tu sai sempre tutto, tu sei proprio studiata, ma tu potresti darti une pedernade, cui sa se li torchi a podindai une man. Beh, come però io ho proprio te voglia di ascoltare una canzone di Nicole sulle torchis. Dai, clamille! Nicole! Mandi frus, ma vostri sapeso che è un'estrie che vive al bosco, forse proprio te che da urchi. Come sconti le sue storie? La torche è un'estrie, a lei il futuro, e anche une fie, il pisto artuzzo. La torche è un'estrie e un dilso, Paris e pis le drous, che ci a fa de via. La torche è un'estrie, schiampate dal bosco, ma ogni notte torne per petena Sofie. La torche è un'estrie, schiampate dal bosco, ma ogni notte torne per petena Sofie. Ma Manfrus! Nicole, bravissime! Frus, io ho di là in denan, ho di Ciri la torche e anche per voi sa che buracca è finita. Si vede nelle prossime une bussadone di Martina. Mandi!